mettere i ferri in acqua è sempre complicato. Nessuno ha la ricetta risolutiva, perché sarebbe troppo facile, l'avrebbero già applicata in tante altre situazioni molto più significative del Comune di Udine. Però se ci si mette tutti insieme e ognuno porta il suo contributo, qualcosa di positivo si può fare. Si lavora in parallelo, in sinergia, i risultati arrivano. Sì, siamo fortemente convinti di questo, infatti abbiamo riproposto questo protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana che anche in passato avevamo siglato con l'amministrazione comunale. Le fasi di analisi sono necessarie, l'abbiamo fatto in passato e devono portare alla sintesi, quindi a progetti concreti da fare sul nostro territorio per dare un segnale il più possibile positivo per l'economia e le nostre attività che sulla città di Udine, nel centro e nei borghi insistono. Insomma, oggi abbiamo siglato un protocollo importante, un'evoluzione di un protocollo, come sapete, già firmato nel 21, che però lo rende dinamico nella sua valutazione, una collaborazione consolidata anche tra categorie economiche, la Confcommercio, la Camera di Commercio e l'Università, che ci vedono attori da un lato nel distretto del cibo, che del commercio, che nel 21 non c'era, nel distretto del cibo, e quindi insomma mettiamo a comune denominatore lo sviluppo del territorio. Noi facciamo, diciamo, come contributo è un contributo scientifico, perché quello deve essere, quindi noi quello che faremo è ripartendo da quello che era stata già la raccolta a suo tempo dei dati sugli spazi disponibili, e andremo a analizzare anche un pochino le criticità economiche, ma soprattutto analizzeremo i flussi delle persone, delle aree, quelle commerciali o meno, e quindi per dare anche al tavolo tecnico, poi anche agli altre istituzioni coinvolti, una base di dati che poi saranno elaborati per cercare anche di definire o dare dei suggerimenti per definire le strategie di rigenerazione e rivitalizzazione.